Stasera presentiamo il libro di Anna Vera Riva dal titolo Questioni di sangue, che può essere inteso nella duplice accezione di legame di parentela ovviamente, ma anche di affari loschi che possono portare all'omicidio o altri atti addirittura più efferati. Devo dire, a me di solito il genere giallo, e questo non è solo un giallo, come poi dirà benissimo Anna, non piacciono, ma questo libro mi ha veramente preso ed è un libro che si legge con la voglia di andare avanti, di sapere non soltanto il finale, ma proprio tutte le varie vicissitudini, tutti i vari intrecci, tutti i vari legami appunto di parentela o anche di amicizia o anche di altro genere. E alla base del racconto ci sono due fratelli che si sono persi di vista, una cosa veramente anche, devo dire, emozionante e commovente, quando erano molto piccoli, cioè uno era molto piccolo, l'altro era già più grande, e si ritrovano per una mera coincidenza, a proposito di coincidenze, alla Redfield, appunto all'Università di Celestino, e peraltro su due fronti completamente diversi. Uno è nel clero, quindi è un religioso, e l'altro, proprio come antitesi il bene e il male, è diciamo, nella camorra, insomma, è un esponente di prestigio nel campo della malavita, e il libro è ambientato in una città meravigliosa, che peraltro l'autrice ama, pur non essendo di questa città, che è, come avete potuto ben capire, Napoli. Ecco, volevo chiedere ad Anna se poteva spiegarci brevemente un pochino la dinamica del racconto, ovviamente senza svelarci il finale, visto appunto che è un giallo, quello non si deve sapere, anche perché è un finale veramente a sorpresa. Cominciamo dal titolo, come ha detto lei, il titolo, come ha detto il titolo parla di questioni proprio per una pluralità di questioni di sangue, perché questioni di sangue sono il sangue che ci lega alla nostra terra, il sangue come il DNA che ci lega quindi ai nostri parenti, ma anche a quella che è la memoria del DNA, cioè quel carico di informazioni genetiche che noi ci portiamo addosso. Quindi veramente sono tante questioni di sangue. Sì, quello che mette in moto la storia è la separazione di questi due fratelli. Questi due fratelli vivono in uno dei quartieri degradati, ma anche più fascinosi di Napoli, il quartiere Sanità. Il quartiere Sanità è un caso rarissimo di periferia nel cuore della città. Noi siamo abituati a considerare le periferie quelle degradate, voglio dire, quelle che sono comunque appunto ai bordi, al limite, al di fuori della città. La Sanità invece è perfettamente nel cuore di Napoli, perfettamente nel cuore di Napoli, resa però quasi un'isola da un ponte che a un certo punto la scavalca. Intanto l'autobus saliva per il dolce pendio. In alcuni punti il panorama era talmente bello da mozzare il fiato. La parte della collina che scendeva verso il mare era un susseguirsi di parchi meravigliosi, un trionfare di verde rallegrato da fiori di ogni colore. Dalla strada in molti punti si vedevano solo dei grandi cancelli tra gli alberi. Le ville che si trovavano più in basso, nascoste dalla vegetazione, si potevano solo intuire, quasi che i proprietari volessero nasconderle agli occhi degli amanti della terraferma. Solo dal mare, infatti, le si poteva ammirare in tutta la loro grandiosità.